Se un uomo cade, dice la Sacra Scrittura, un altro uomo lo sosterrà. Ma guai all'uomo solo, poiché se egli cade non ci sarà nessuno a rialzarlo. C'è della speranza per colui che vive nella luce dei viventi. Soccorso dal saggio, egli solleverà la testa. Che cosa è il cancro? Quali sono le sue origini? Quale misteriosa forza provoca lo scatenarsi di questo male che ha messo in allarme i laboratori di ricerca, gli uffici statistici, le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo? Queste le domande per la soluzione delle quali lottano con instancabile avvicendamento le menti più preparate della medicina internazionale. Vero è che a tutto favore dell'intelletto umano possiamo constatare come in meno di un secolo la durata media della vita di un individuo che si aggirava intorno ai 30 anni è salita oggi oltre i 63. Tutto questo grazie ai concordi sforzi della scienza medica di ogni paese che in poche decine di anni ha debellato malattie come la rabbia, la tubercolosi, la sifilide, l'anemia perniciosa, la malaria, la polmonite e molte altre che insidiavano la salute dell'uomo. Ebbene, il cancro, e la statistica ce lo dimostra, miete prevalentemente le sue vittime proprio in quell'età matura che i nostri avi difficilmente raggiungevano. In Italia la mortalità dovuta al cancro è salita a proporzioni allarmanti in poco più di 70 anni. Una malattia, dunque, che di fronte alle vittorie conseguite dalla scienza sfida ancora l'uomo, trincerata dietro il mistero della sua origine. Ipotesi sulle cause della sua insorgenza ne sono state fatte e se ne fanno con sempre maggiore attendibilità. Da quando la minaccia del cancro si è fatta preoccupante, le organizzazioni sanitarie di tutti i paesi hanno mobilitato schiere di ricercatori che nell'esperimento, nella statistica, nell'osservazione clinica fondano le loro incrollabili speranze. Ma la battaglia non è vinta. I finora raggiunti offrono alla terapia possibilità soddisfacenti. Infatti la patogenesi, ovvero le fasi e i modi di sviluppo del cancro, sono già riconosciuti e permettono di sorprendere il male già al suo insorgere. Cerchiamo di farci insieme un'idea intorno alla natura di questo male. L'incontro di due corpi cellulari, uno maschile ed uno femminile, determina un autentico miracolo che noi chiamiamo procreazione. La cellula che scaturisce dall'incontro, per una misteriosa forza che è il mistero della vita stessa, si moltiplica in milioni di esemplari, che si plasmano gradualmente in forme organiche fino a comporsi nell'armonia del corpo umano. È proprio nei tessuti ormai formati che si cela talvolta l'insidia.
Per un'altra forza misteriosa che la scienza appunto non ha ancora individuato, una cellula può improvvisamente cominciare a riprodursi senza finalità preordinata, formando il tumore che comprime i tessuti. In qualche caso non è sufficiente eliminare il tumore. Può infatti accadere che una di queste cellule cancerigne si distacchi dall'agglomerato originale e per le vie sanguigne o linfatiche raggiunga un altro organo, dove, riproducendosi, forma di nuovo il tumore. Come combattiamo oggi il cancro? La scienza ci addita 3 mezzi di cura efficaci. La röntgenterapia è il mezzo più diffuso. Grazie ai suoi continui perfezionamenti, trova un campo sempre più vasto di applicazione che può condurre anche a guarigioni definitive. Il radium, invece, le cui emanazioni sono molto simili a quelle Röntgen, trova la sua migliore utilizzazione nei casi di tumori superficiali. La chirurgia è il mezzo di terapia radicale di quei tumori che per la loro vastità o per la loro particolare sede non sono facilmente raggiungibili. In molti casi completa l'azione dei raggi Röntgen e del radium. Ma in definitiva l'efficacia di questi metodi è sempre legata alla responsabilità dei cittadini, che debbono sapere evitare, mediante il vigile controllo del proprio stato di salute, il tardivo intervento del medico. Attenti dunque a questi sintomi, non allarmatevi ma rilevateli. Un gonfiore o indurimento al seno o altrove. Una emorragia o perdita di sangue insolita. Una piaghetta che non vuole guarire. Un porro o neo che cambia di aspetto. Una indigestione persistente e difficoltà nell'inghiottire. Una persistente raucedine o tosse. Un mutamento nelle abituali funzioni intestinali. Se riconoscerete in voi uno di questi sintomi, il primo dovere sarà quello di consultare il vostro medico. Una sola probabilità su 10.000 che si tratti di cancro, ma c'è. Il tempestivo intervento del medico può risolvere il caso anche in una completa guarigione, valendosi della complessa rete dei centri di diagnosi e di cura istituiti da tempo sul territorio nazionale dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica. Frattanto, la scienza non si arrende. Nel campo dell'esperimento, che è forse la più estesa e la più promettente forma di ricerca, ogni mezzo è valido. Mesi, anni di prove, quasi sempre con l'ausilio di animali da laboratorio, compiute in ogni angolo del mondo, danno agli uomini la fiducia che la scienza saprà vincere anche questa battaglia.